Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buoni spesa ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere. Siamo alla vigilia della sfida di Manaus tra l'Italia e l'Inghilterra. La domanda nasce spontanea: gli azzurri riusciranno a sconfiggere la lontana e perfida Albione? Andiamo a sentire il parere dei tecnici. Italia-Inghilterra, secondo te come finisce? Vince l'Italia. Secondo te? Anche secondo me vince l'Italia. L'ottimismo è alle stelle, secondo te? Italia. Secondo lei? Italia. Bene, andiamo a disturbare. Secondo te vince l'Italia o l'Inghilterra domani? Italia. Ecco. Secondo te vince l'Italia o l'Inghilterra domani? Italia. Secondo te? Inghilterra. Ai ai ai, secondo te vince l'Italia o l'Inghilterra domani? Un po' dura, eh? Sì, un po' dura. X, secondo te? Italia. Secondo te vince Italia o Inghilterra? Italia, sicuro. Quanto? Forse. 1-2-0. Italia. Secondo te? Italia. Secondo te? Italia. Tutta Italia? Sì. Anche secondo te? Sì. Bene, chi segna? Non lo so. Ballotelli su rigore? Secondo te? Chiellini. Chiellini, se segna Chiellini allora? 3-0. Pirlo. Pirlo. Immobile, Cerci e Pirlo. 4-0 secondo me. 3-0. 3-0 per Pirlo la mette nella punizione Pirlo. Per me Pirlo la mette dal centrocampo palleggiare. Per me Inghilterra. Italia l'ha battuta tutte di quelle volte. Italia. Per me vincerà l'Inghilterra. Italia. E chi vince allora? Allora, Friuladria lancia una nuova offerta commerciale nel campo dei mutui e ne parliamo con Maria Teresa Innocente, che è direttore territoriale di Friuladria. In cosa consiste questa nuova offerta? Questa è una nuova offerta veramente interessante secondo me di Friuladria e di tutto il gruppo. Il gruppo infatti ha messo a disposizione per questi mutui 2,5 miliardi, di cui 500.000 euro di Friuladria. Di cosa si tratta? Un mutuo a tasso fisso perché vogliamo dare certezze, prevede il 2,25 fisso per i primi 2 anni e poi una serie di flessibilità secondo me molto interessanti per il cliente. Di che cosa si tratta? Il cliente nel corso della durata del mutuo può chiederci di rivedere la rata, di sospendere il capitale, di allungare o accorciare il mutuo se succede che cosa. E qui siamo veramente vicini ai nostri clienti. Se si sposa, se ha dei figli o se ha una riduzione, in aumento o in riduzione del suo reddito. Ma poi la cosa importante è che la prima rata la paghiamo noi. La prima rata la pagate voi, è una cosa davvero nuova. È una cosa nuovissima, ma paghiamo la prima rata la paghiamo noi. Questo è essere vicini ai nostri clienti. Ecco, Friuladria è una banca che comunque ha sempre continuato ad erogare mutui anche nel periodo di crisi, è così? Sì, Friuladria devo dire che ha sempre continuato a erogare mutui sia nel 2013 ma anche nel 2014. Per dare un'idea, nel 2014 mediamente abbiamo erogato un 35% in più di mutui rispetto all'anno precedente, in particolare in Friuli Venezia Giulia quasi il 50% in più rispetto al 2013.
Un adempimento legislativo che andrà in vigore l'ultimo giorno del mese, il 30 giugno, dovrà obbligare ad avere il POS, questa macchinetta per i pagamenti, anche ai professionisti, oltre che ai negozi o quant'altro, ma soprattutto ai professionisti. From Friuli non ci sta, no POS Plus, questo è il vostro slogan. Ecco, per quale motivo, Boaro? Il motivo è semplice, perché oltre che a dare un ulteriore peso a chi ha una partita IVA, c'è una presa in giro anche nei confronti dell'utente finale, quindi del consumatore, che è convinto di non avere spese strisciando col POS quando si reca al negozio, dal professionista o dall'artigiano, quando invece questo comporta delle spese per chi eroga il servizio professionale o il bene che ti sta vendendo, e che alla fine dovrà fare un ricarico sul prodotto o quello che ti sta vendendo, e lo pagherà alla fine l'utente finale. E questo è allucinante che non sia gratis, questo volete dire, Nulla è né da una gratis. parte né dall'altra. Andrà tutto a ricadere sul consumatore finale, questo non è serio. E ci tengo a dirvi anche che nelle passate amministrative abbiamo avuto la soddisfazione di entrare in diversi comuni, oltre 10 comuni come Movimento Front Furlan, e formeremo queste persone attraverso una formazione quadri con il supporto di tecnici, anche un segretario comunale di indubbia capacità, e stiamo lavorando per preparare il congresso che avverrà subito dopo il mese di agosto, in autunno, dove andremo ad inaugurare anche la sede di Pordenone con un segretario del pordenonese, oltre che a quello di Udine e di Gorizia, e stiamo lavorando anche su Trieste. Speriamo che i triestini accettino il confronto diretto con noi per raggiungere l'obiettivo che alla fine è comune, quello di vedere Trieste, città metropolitana, e Friuli gestito dal punto di vista economico in maniera autonoma, con due realtà ben distinte. Ecco. Siamo convinti che rimanendo separati e non parlandosi ma solo guardandosi da lontano non si raggiunge lo scopo, dobbiamo per forza collaborare dialogando e confrontandoci costantemente. Emergenza educativa, che istanze presentate nel convegno di stasera? Più che istanze, quello che sta accadendo, la realtà soprattutto delle scuole, quindi verso i ragazzi, cioè quegli incontri che fanno le associazioni LGTB a indirizzo unico, senza contraddittorio. Le istanze è un'attenzione che noi proponiamo o sottoponiamo alle famiglie perché possano in qualche modo interagire con la scuola e creare questa alleanza educativa per far sì che abbiano voce in capitolo e possano essere portate anche le istanze delle associazioni dei genitori o delle famiglie presenti nelle scuole. Questi incontri derivano da gravi episodi di bullismo, allora cosa proponete in alternativa? Siamo in una società libera per cui tutti hanno diritto di espressione, quindi proponiamo che nelle scuole sia il Consiglio d'Istituto che è deputato per legge a valutare e casomai a fare degli incontri plurimi. Le famiglie si sentono sole in questo momento? Le famiglie sono attaccate dai mass media e da tutto, quindi si sentono abbastanza sole, quindi è importante fare rete, cioè che le famiglie si associano. Noi come forum abbiamo sempre sostenuto questo. Stasera ci sono svariati relatori, che messaggio si vuole lanciare? Primo è stato il relatore, il dottor Bordin, che appunto ha parlato di sessualità e affettività nella scuola e giustamente ha detto che la prima l'aspetto più importante è che la sessualità e l'affettività è un aspetto relazionale, oltre quello fisico e quant'altro. Noi non è che dobbiamo fare una battaglia, dobbiamo capire quello che succede e naturalmente allearci con altre famiglie perché il diritto prioritario è della famiglia di educare i figli. Frana la strada in via Savorniana, come vediamo alle sue spalle, ma abbiamo segnalato, grazie al suo aiuto, dato che lei visita molto la città anche in bicicletta ed è architetto, altre problematiche. Ecco, cosa è successo nello specifico in via Savorniana? In via Savorniana è successo quello che succede in tante strade della città. Il porfido cede e si crea un buco. Un buco, fortunatamente questo non ha creato grossi danni, si è solo fermata una macchina sul buco, ma poteva andare peggio, come è successo in Piazzale Cella, con una voragine di tutt'altra dimensione che è ancora in riparazione dopo oltre un mese. Ecco, questi problemi sono dovuti ad assestamento del terreno, a cattiva manutenzione. Adesso non sappiamo esattamente i motivi di questo specifico
episodio, però è certo che in città la manutenzione della strada è disastrosa, da come si può vedere da tutti i rappezzamenti fatti lungo questo brevissimo itinerario attorno al municipio, perciò siamo in pieno centro della città. E purtroppo come si rimedia a questi errori? Con una manciata d'asfalto. Manca un cubetto di corfido, si mette una manciata d'asfalto. È disestata la pietra piacentina o la pietra in lastre di porfido, si mette una manciata d'asfalto. Girando per la città, e qui vediamo via Savorniana, poi vediamo via Rialto, piazza Libertà, via Canciani, c'è una zona pedonale, una striscia pedonale completamente rappezzata, in cui gli segni bianchi sono completamente spariti praticamente. Qui ci si chiede come mai non si intervenga. Non è questione di soldi in questo caso, probabilmente è solo questione di personale o incapace o mal diretto. L'asfalto costa meno? Senz'altro costa di meno l'asfalto, però l'asfalto è solo una soluzione provvisoria che va messa proprio in attesa di eseguire i lavori. Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della dunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere.